FreePimus è un software per la redazione dei piani di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi, a telai prefabbricati, a montanti e traversi prefabbricati e a tubi aggiunti. L'interfaccia si presenta semplice e intuitiva. La barra laterale contiene la scheda da compilare, mentre la barra inferiore gestisce le operazioni sui file, come ad esempio l'apertura e il salvataggio dei dati. Per iniziare bisogna inserire i dati di cantiere, il comune, l'oggetto dei lavori, il committente, la descrizione dei lavori, l'indirizzo del cantiere e la data del posto di riferimento. Fatto ciò inseriamo i dati dell'impresa, quindi il nome dell'impresa, il nome del titolare, la sede dell'impresa. Questi dati possono essere salvati cliccando sull'apposito pulsante e richiamati all'occorrenza. Successivamente inseriamo i dati della squadra dei addetti al montaggio, aggiungendo ogni singolo operaio con l'apposito pulsante, indicando il nome, la qualifica, il tipo di formazione svolta, l'esperienza e confermare. Completata questa prima fase, passiamo alla scheda relativa ai dati del ponteggio. Qui dovremmo selezionare il tipo di ponteggio nelle relative zone di montaggio. Se il tipo di ponteggio utilizzato non è presente nell'elenco di default, è possibile inserire un nuovo tipo mediante il tasto Inserisci. Qui si aprirà una nuova finestra nella quale si dovrà indicare il tipo di ponteggio, la marca, il modello e le autorizzazioni ministeriali, che sono presenti nei libretti del ponteggio. Completata questa fase, bisognerà indicare i dati del contesto ambientale in cui sarà montato il ponteggio, selezionando le varie voci. Nella scheda successiva inseriamo i dati relativi al tipo di ancoraggio utilizzato. Se l'ancoraggio usato non è presente, è possibile definire un nuovo tipo di ancoraggio. Fatto ciò, selezioniamo dall'apposita scheda i dispositivi di protezione individuale. Completata questa fase, selezioniamo nella scheda successiva la segnaletica adottata. Nell'ultima scheda si dovranno inserire quali documenti allegare al Pimus. Infine, cliccando sul pulsante Genera Pimus, si genererà in formato Word il documento.